telefono mentre i miei colleghi giocano con il computer. Buongiorno, pronto? Con chi parlo? Oh, Mario Fabio! Oh, Jonathan, buongiorno! Tutto bene? Sono un po' arrabbiato, Jonathan. Mi prendono qui, insomma, un po' in giro. Stavano facendo delle ricerche su internet. Niente di che. Sì. Anche tu. Non risulta, non c'è. Ma no, non è vero. Google scrivo, forse cercavi un'altra cosa. No, assolutamente no, anche tu. Ma l'hai scritto male, anche tu l'hai scritto male. Ma è vero che a Toyota ti dici una macchina ci scrivo a Toyota, perché là vedi tu solo, è a Toyota. Me ne vanto, è una delle automobili, insomma, esclusive, ce l'ho soltanto io. Oh Mario, oggi per la commento, sì, oggi magari quando ero Munichi, giocavo mare a Nesciacanna. Prego? Sai giocare a Nesciacanna? Sciacanna? No, sciacallo. No. Non ero io con dei pescatori di San Bei, no. Con ogni tumbolata che arrivava. Nesciacanna, e arrivava uno Iannati. Ma la vuoi smettere? Quando ero troppo vecchio, già troppo consumati, quindi giocavamo un bar a Mosca Cieca, ci mettiamo a benda lì Mastice, si pideva, spuntava da nauccio quatteri, rischiava la vita. Vabbè, insomma, vabbè, dai. Le macchine che ci facevano una velocità di vicino, il band diceva su troppo consumato e andava a filmata, si ricoglieva a casa con tutti i pomolini da frutta. Ma adesso capisco, queste cose hanno lasciato, come si dice in questi casi, il segno su Allicca Mastice. Poi giocavamo a Sciancadello, ci eravamo tirati in dei rinocchi ai nostri compagni e così sciancavano tutta ma non si giocava così comunque, ma che troppo bello, non si giocava così. Ma che? Ma non erano questi. Ma poi giocavamo magari a canna spacca destra. Ma non lo conosco, così spaccava destra. Ma non è vero, lo avete inventato voi nel vostro giro, perché noi assolutamente dalle nostre parti no. Come c'è che abbiamo un bello giro? No, allora mi sono espresso male. Nella vostra comitiva, del vostro gruppo, capito? Quelli che si aggiungono a voi. Ma ci puoi mettere una canzone più mia? No, decisamente no. No. Fratello. Che canzone vuoi sentire? Avanti. Un po' di canzoni dei cartoni animati. Per esempio. Ma chissà, c'è un mare di canzoni belli, di cicli dei cartoni animati come chi di una vuota. Sì, guarda, allora, dato che oggi mi sento particolarmente buono nei tuoi confronti, un po' meno nei confronti dei miei colleghi, appena terminiamo questa nostra conversazione consueta, metterò una canzone dei cartoni animati. All'Icca Mastice ci piaceva stare in cartone animato solo. Quale? San Bei. Come mai? Perché c'era San Bei che aveva una canna fatta di magia. Sì, ma era una canna da pesca, che è troppo bello. Era una canna da pesca, fidati, perché io ero un assiduo conoscitore di questo cartone animato e Sanpei è il pescatore per antonomasia. Tanto è vero. Ma era troppo consumato. Ma che dici? I pesci picchiava tu solo. Anche non male, mi chiama pesci che conosceva il più solo, secondo me erano da sua testa e ti dici, Tra l'altro devo darti anche ragione su una cosa, a volte tirava fuori dei pesci a cui brillava l'occhio, che era una cosa certo che ci brillava l'occhio, perché io non è che usavo un rangoto, un babbo, un picattino, un coreano, io tu usavi i semini, un pesci scendeva a mare, ci calava una bella esca, come la vedeva a mare, alluppiava. E il pesce effettivamente veniva fuori con questo occhio decisamente alluppiato. Bene, allora mettiamo immediatamente la canzone Sanpei, dedicata quindi al nostro amico ascoltatore, al nostro ascoltatore Jonathan. Il numero uno, sì, ti ringrazio. Anche Scira deve far ripassare una serata. No, guarda, non ci tengo, io ti ringrazio. Ti ringrazio, ma io la serata con te non voglio passarla. Jonathan, a me di passare la serata con te non interessa. Jonathan, pronto? Alla catalla. Ma che sarà? Pesce, cane, spada, che sarà? È questione